I veneti sono stati presi in giro per oltre 20 anni. Noi abbiamo avuto Galan e poi Zaia in una totale continuità. Scandali di corruzione, di tangenti, di mala gestione che sono inaccettabili per un popolo che è onesto, che si rimbocca le maniche sempre e che fa enormi sacrifici. Operazione Liste Pulite, parte da qui il programma di Alessandra Moretti, un programma all'insegna dell'onestà e della trasparenza e di alleanze che garantiranno il necessario ricambio della classe dirigente veneta. Dal Comitato Elettorale di Limena, con Luana Zanella dei Verdi e Dino Facchini di Sella, il segretario regionale del Partito Democratico Roger Demenec, Alessandra Moretti lancia anche gli aspetti più importanti del suo progetto per un nuovo Veneto. Io voglio per il Veneto le stesse prerogative che hanno Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e le otterremo secondo l'articolo 116 della Costituzione che il governo ha modificato proprio per dare maggiore autonomia alle regioni. Se vince il centrosinistra, un consigliere regionale prenderà lo stesso stipendio di un sindaco di comune capoluogo, ci sarà un reddito di cittadinanza sul modello di quello del Lazio, ci saranno più investimenti su infrastrutture come la rete ferroviaria e i treni, per i quali attualmente in Veneto si spende pochissimo, e più condivisione col territorio nelle grandi opere. Tutto per offrire un nuovo futuro ad una regione che ha bisogno di una svolta decisa. Il PD è un partito che ha saputo dimostrare di essere molto lontano dalle vecchie logiche che invece hanno coinvolto la Lega negli ultimi tempi, non ad una politica legata alla poltrona, ma una politica fondata sulle persone che vogliono segnare una netta discontinuità rispetto al governo di Galan e di Zaia.